seguito a quella che possiamo considerare una vera e propria lettera d'amore per Napoli che una giovane trevigiana ha fatto girare su Facebook, tre sue conterranee si sono incuriosite e hanno deciso di andare a toccare con mano questo paese che fa piangere tre volte, diciamo, quando arrivi, quando vai via, ma anche quando ti pesi. Io direi anche una quarta volta, fa piangere dal ridere, e ne hanno avuto proprio prova, conferma queste giovani donne nel loro tour. Immaginiamole quindi come se fossero le protagoniste di Sex and the City, quindi non Carrie ma Silvia, non Charlotte ma Chiara, non Amanda ma Maria, e poi ci sarei io, Samantha. Buona visione. Napoli o Nepal? Naples. Ah, Nepal. Gigi D'Alessio? No, Nepal. Tante le cose da fare e da vedere, ma poco il tempo a disposizione. Il fitto programma è stato quindi inaugurato con la visita al monastero di Santa Chiara, accompagnate da un cicerone d'eccezione, Fra Carlo, custode di uno dei complessi monumentali più apprezzati dai turisti, con il suo chiostro maiolicato, il museo e la chiesa dove gli sposi si contendono la celebrazione delle nozze. Meglio prenotare una decina di anni prima, si rischierebbe di trovare la data già impegnata. A proposito di matrimoni, le 4 single non potevano certo esimersi dal salutare Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, in quella che fu la sua ultima dimora nel cuore dei quartieri spagnoli, prima donna napoletana ad essere santificata. In pochi sanno che, insieme a San Gennaro, è compatrona della città. È lei che dona la grazia della proliferazione e dell'amore. L'appetito vien camminando e dopo l'irrinunciabile caffè del professore si decide di andare a pranzo. Mezz'ora al massimo di pausa, con i piatti tipici locali, ma senza rinunciare al divertimento. Proprio tra un selfie ed un altro, il tour prosegue nel sottosuolo della città. Benvenuti a Napoli sotterranea. Napoli non sola mare, Napoli adora mare, Napoli è una carta sporca e nessuno sa da morte e ognuno aspetta sciolta. Napoli è tutta lo sogno e a sabato tutta buona, ma non sa la verità. Il secondo giorno la città si lascia circumnavigare mostrandosi in tutto il suo splendore da mare, grazie al Bateau Naples, un progetto nato da poco ma che ha riscosso sin da subito il consenso di turisti e cittadini. Abbiamo avuto tanti riscontri positivi, soprattutto i napoletani, anche i napoletani sono rimasti contenti nonostante la loro città, e i turisti sono rimasti senza parole.
piaciuto il giro? Com'è stato? Bellissimo, direi emozionante. Una meraviglia, Napoli bellissima, vista da una prospettiva fantastica. Che dire, di Napoli ci si innamora, no?